Per rimanere sempre in America c'è un compositore che sta in bilico tra la musica classica e il jazz, ha scritto composizioni memorabili che vengono eseguite tanto dalle orchestre sinfoniche quanto dai grandi jazzisti, e lui si chiama George Gershwin. Di Gershwin ho arrangiato uno dei suoi capolavori che si chiama I Got Rhythm, che farà parte tra l'altro del mio prossimo lavoro discografico che ho appena finito di incidere a luglio in Germania per la più grossa etichetta di chitarra tedesca, la Acoustic Music Records di Peter Fink. Conosciamo tutti, ma stavolta sono voluto togliere uno sfizio andando a cercare un brano non molto conosciuto che però secondo me è pregno di grande forza ritmica. Questo brano si chiama Oros Tous Akeia e anche questo è uno dei sirtaki più conosciuti, più suonati in Grecia. Nel mio arrangiamento io ho pensato a 3 piani espositivi: il basso, che fa così, d'accompagnamento e il solista che fa tutti insieme suonano così.
Bene, questo concerto volge al termine con il brano che forse ha veramente dato senso a questo progetto. È un brano ebraico che si chiama Hava Nagila. È l'altro chitarrista, quello nascosto. Siamo insieme. È venuto, no? Stavolta è tu. Bene, questo brano, dicevo, ha dato senso a questo mio progetto perché è un inno alla pace, anche perché l'esploratore in fondo rappresenta questo, rappresenta un luogo ideale di incontro per tutte queste culture che dentro questo mio piccolo disco si affratellano, perché il linguaggio della musica è quello che non conosce barriere, non conosce confini. Di solito i politici hanno bisogno di discutere, di parlare, di usare un mezzo linguistico che a volte può fuorviare, può falsare quello che è il messaggio reale, ma la musica non conosce questo genere di problemi perché arriva direttamente al cuore senza passare per il cervello. E allora ho voluto appunto arrangiare questo brano pensando anche in questo caso a un dialogo tra la cultura israeliana e quella palestinese, quindi introducendo delle sonorità che trattano la chitarra quasi come se fosse un oud, lo strumento tipico arabo che non ha i tasti, uno strumento non tastato, è l'antenato uno degli antenati della chitarra. E allora concludo questo concerto con questo brano che è molto significativo. Hava Nagila.
Grazie a te. Mentre Francesco si è alzato, io ho bisogno di litigare con lui e ci riesco sempre.